Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti a Fiano Romano. Questo è il Palapertini, questa è Women Roma Audace Verona, 15ª giornata della Serie A Tesis. Il saluto tra le due squadre in campo. Noi andiamo a conoscere le scelte dei due allenatori partendo dalla Roma, che schiera tra i pali Farinelli, in mezzo al campo Ceccobelli, Tampa, Narcisi e Bertè. A disposizione di Seli, Gaiardo, anche Neroni, Praticò, Lucentini, Vanelli, Masini, Simongini e Sestari, che oggi si accomoda in panchina, almeno all'inizio di questo match in cui la Roma proverà a riscattare la sconfitta subita contro il CMB. Assente ovviamente Cortés, per lei la rottura del crociato, stagione finita dunque per la giocatrice di Seli, Gaiardo. Risponde dall'altra parte l'Audace Verona con Zardini tra i pali, anche in questo caso il portiere di riserva schierato dal primo minuto. In mezzo al campo Putov, Melissa Barban, Maretti e Ficeto. A disposizione di Andrea Rossi anche Persiano, Ferrari, Fasani, Zandonà, Natascia, Barban, Tosetto e Verdù. Fuori Morosini, anche per lei un lungo infortunio da affrontare. Completiamo la presentazione di questa sfida andando a conoscere anche la terna arbitrale che dirigerà questa 15ª giornata, la quarta di ritorno. Arbitro 1 Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, arbitro 2 Stefano Prisco di Lecce, al cronometro Lorenzo Saiu di Roma 1. Ci siamo quasi, si avvicina il fischio d'inizio di questo match, sarà l'Audace a dare il via alle ostilità. Audace che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi, Audace che reduce dal primo successo in campionato, un fondamentale 2-1 contro il Montesilvano, fondamentale in chiave salvezza. Fischietto in bocca, si comincia. Ficeto all'indietro per il capitano, Putov va da Zandonà che cerca lo spunto, viene contenuta da Ceccobelli, rimessa laterale per l'Audace, pallone in avanti, calibrato male, chiede scusa Zandonà. Si trattava di Maretti. Adesso la rimessa laterale sarà per la Roma, con Tampa che imposta da dietro, Ceccobelli centralmente, prova ad accendersi Narcisi che accelera, viene leggermente sbilanciata da Maretti. Nulla di grave, nulla di irregolare, rimessa dal fondo con le mani Zardini che va sulla sinistra per Melissa Barban. Cerca la numero 9 di andare via, buona velocità, destro murato da Tampa, rimessa laterale per la squadra di Andrea Rossi. Penultima, quota 5, viene dal successo contro il Montesilvano, successo vitale in ottica salvezza. Tampa si prende il fallo laterale, dicevamo del 2-1 arrivato grazie alla doppietta di Tosetto. Si affrontavano le due squadre che non avevano ancora vinto in questo campionato, le uniche due. L'Audace si è presa i 3 punti lasciando sul fondo della classifica le abruzzesi. Adesso seguiamo Ceccobelli sulla destra, tocco all'indietro, ha toccato male il capitano giallorosso e allora il possesso sarà dell'Audace. Lancio lungo, il controllo con il petto di Ficeto. Maretti, Ficeto si gira alla 14, fermata da Tampa. Poi Putov, il capitano, va sulla sinistra per Barban che vuole cambiare passo, si prende il fallo laterale sul tocco di Narcisi. Ancora Narcisi e ancora Barban per questa rimessa laterale. Si va adesso a destra da Maretti, la profondità a cercare lo scatto di Melissa Barban.
Natascia, la gemella, è in panchina, ma non verrà schierata perché infortunata. Adesso Bertè con il mancino, la risposta di Zardini con il piede, la prima chance del match, il tentativo della Roma con Bertè che ha cercato la porta, ha trovato l'opposizione del numero 27 avversario. E allora rimessa laterale per la squadra di Seli Gagliardo al secondo del primo tempo. Scucchiaiata, destro al volo di Tampa, respinto in fallo laterale, già battuto. Bertè ci riprova, questa volta non trova lo specchio di porta, rimessa dal fondo, rilancio di Zardini. Ficeto contrastata, fermata, Tampa sulla destra, cambio di passo, chiusura di Maretti. E allora Tampa all'indietro, conclusione molto potente di Ceccobelli, pericolosa la Roma che adesso sta prendendo in mano il match. C'è da riscattare il KO nella super sfida sul campo del CMB. 2-1 per la corazzata lucana, prima punteggio pieno. La Roma ha interrotto una striscia di 10 successi consecutivi e probabilmente ha detto addio al primo posto, distante adesso 6 punti. Salda invece la seconda posizione con un +4 sul Bitonto. Torniamo in cronaca con la rimessa laterale battuta dall'Audace che la gestisce dal basso, rischiando qualcosa ma conquistando un nuovo possesso sul tocco di Bertè. Andrà Zardini con le mani. Oggi rifiata Verdù come rifiata Sestari. Recupera intanto la Roma, poi Maretti, Putov, Barban, Maretti, prova il lancio, Ceccobelli anticipa, Narcisi gestisce, Narcisi nel traffico, bene la 6, Tampa calcia, non trova la porta. Il tentativo della numero 5, migliore marcatrice della Roma con 14 gol in campionato. Zardini con le mani, Ficeto, Putov, Barban, giocata su Ceccobelli, saltata, pallone per Ficeto, Tampa, poi Barban calcia colpendo l'esterno del palo. E allora possesso Roma, tocca male Tampa, cenno d'intesa con Bertè, rimessa per l'Audace che prova sulla destra con Maretti che si accentra, allarga sulla sinistra, il capitano, poi di nuovo Maretti cerca lo spunto, se ne va, scivolata di Narcisi che prende il pallone, grande intervento della numero 6, applauditissima dal pubblico di Fede Giallorossa. Si accomoda in panchina adesso Narcisi, al suo posto Praticò che fa il suo debutto in questo match scambiando con Tampa, poi Ceccobelli, di nuovo Tampa, la campionessa del mondo con il suo Brasile nel primo storico mondiale disputato nelle Filippine. Superiorità evidente quella della squadra verde-oro che ha dominato questa storica kermesse, ripetiamo prima edizione. Fischia il direttore di gara, non era calcio d'angolo, sarà rimessa laterale per la Roma con Bertè. Tampa con il destro deviato in calcio d'angolo da Ficeto. 3:34 sul cronometro, sempre 0-0 in questa 15ª giornata, la quarta di ritorno. 31 punti di differenza tra queste due squadre, la seconda e la penultima. Adesso Praticò, controlla male, rimessa laterale per le ragazze di Andrea Rossi. Maretti in avanti, Ficeto spalla alla porta, termina a terra la 14, possesso giallo-rosso con Bertè che ha già servito Ceccobelli. Tampa sulla sinistra, aggredita, elegante Praticò.
ricomincia dal numero 5, Bertè sulla destra, la chiama centralmente Ceccobelli, chiude però l'Audace Verona che con Zardini fa ripartire l'azione. Maretti raddoppiata, fermata, 3 contro 2 per la Roma, Bertè sulla destra, pallone in mezzo, leggermente arretrato per Ceccobelli che non riesce a controllare, sfuma così un'azione potenzialmente molto pericolosa e allora il possesso è per l'Audace che nel frattempo manda in campo Zandona. Talento cristallino, Zandona che adesso viene cercata. Eleonora Zandona, classe 2004. Tampa in avanti, Narcisi va via, cambia passo, mette sul secondo palo un pallone sul quale non arriva Neroni. Zardini con le mani. Zandona cercata, trovata, pallone lungo per la 21 e allora Farinelli con le mani, l'ex portiere della Lazio che oggi ha fatto accomodare in panchina Sestari, un po' di turnover da una parte e dall'altra. 0-0 al momento il punteggio con Tampa che prova il cambio di passo, salta la prima avversaria, si prende il fallo laterale sulla scivolata di Tosetto, eroina contro il Montesilvano, mentre arriva la conclusione, la parata di Zardini resa complicata da una deviazione, se l'è cavata la 27. Adesso l'altro portiere Farinelli, uscita elegante e precisa della 7, poi praticò, cerca la magia, si prende il fallo laterale. Possesso Roma, migliore difesa del campionato per la formazione di Seli Gagliardo, appena 23 gol subiti. Dall'altra parte la peggiore della Serie A Tesis, quella dell'Audace, con 75 gol incassati finora. Tosetto fa vedere le sue qualità, poi strozza il destro, chiede il cambio la numero 77 che non è al massimo della forma e infatti minutaggio molto basso per lei, decisiva, lo ripetiamo, nel match forse più importante dell'anno contro il Montesilvano, vinto 2-1 la settimana scorsa, successo che ha permesso alle rossonere di abbandonare il fondo della classifica, staccando di 3 lunghezze il Montesilvano. Barban aggredita da Neroni, concede il fallo laterale alla Roma, battuto Bertè, Praticò sulla destra, vuole puntare, Praticò. Ultimo tocco della numero 11 Maretti, che adesso cambia fascia con Melissa Barban. Praticò, Neroni, Narcisi, Praticò, con calma la Roma. Siamo nel settimo del primo tempo, poche emozioni fin qui al Pala Pertini in questo match. Bertè sul punto di battuta, Narcisi, Neroni, Lucentini, Narcisi cerca lo spunto, viene atterrata dal capitano dell'Audace, fallo netto, le scuse di Luana Puttov che accetta la decisione del direttore di gara. Arriva il fallo, il primo di questo match, fin qui molto corretto, dopo 6 minuti e 45 secondi. Calcio di punizione per la Roma con Bertè sul punto di battuta. Attenzione anche a un possibile schema con Tampa che si è allargata sulla sinistra. Fischia il direttore di gara, Bertè rincorsa
poi profondità per Lucentini in area, restituisce il pallone a Bertè che deposita in rete sbloccando la sfida. 1-0 Roma al settimo del primo tempo, la firma di Bertè al settimo gol in campionato. Ha dormito un po' la difesa dell'Audace, punita da Bertè che ha scambiato con Lucentini, vantaggio giallo-rosso. Vediamo la reazione dell'Audace, a terra Ferrari, è già ripartita la Roma con l'altro numero 8, Bertè, colei che ha sbloccato il match. Neroni, tocca male, Bertè non tiene in gioco la sfera e allora rimessa Audace con Ferrari che va a sinistra da Barban, malinteso, e allora Neroni, Bertè, poi Neroni ancora a lottare, tiene un buon pallone la numero 2 che poi rischia e lo perde. Allora Maretti, Narcisi, chiusura e ripartenza della 6, il solito motorino inesauribile. Bertè, Lucentini allarga verso una compagna che non c'è e allora Barban lascia scorrere accontentandosi del fallo laterale che coincide con il primo time out dell'incontro, time out chiesto da Andrea Rossi dopo 7 primi e 50 secondi di gara. Le parole dei due allenatori, gioco che può riprendere con la rimessa laterale a favore dell'Audace Verona sotto sul campo della Women Roma. In questa 15ª giornata decide il gol di Bertè dopo 6:49. Adesso Farinelli per Ceccobelli e poi Tampa che va via. Tampa entra in area, mette in mezzo, Bertè con la porta vuota fa doppietta, uno dei gol più semplici della sua carriera per la numero 8 e allora doppio vantaggio per la squadra di Celi Gagliardo, assist di Tampa, gol di Bertè, il secondo in questa sfida. E allora sale a quota 8 la numero 8 della Roma. Maretti per Barban che si allunga decisamente troppo la sfera. Bertè, Ceccobelli, Lucentini, Ceccobelli, lancio, capisce Ferrari che mette in fallo laterale. Bertè sul punto di battuta, si muovono le compagne, tocco per Tampa, fuori di nulla il tentativo della 5 che ha abituato benissimo i suoi tifosi, grandi gol quest'anno anche qui a Fiano Romano in tutti i modi, destro, sinistro, su punizione, qualità infinita
per la numero 5, una delle stelle di questa Serie A Tesis, stella anche del Brasile, che come detto qualche minuto fa si è aggiudicato il primo storico mondiale. Adesso esagera Tampa, che perde il pallone, poi alla fine sarà comunque rimessa dal fondo per le giallorosse, con Farinelli che tocca verso il suo capitano. Ceccobelli per Tampa, cercata di nuovo Ceccobelli, chiede scusa Tampa. Ogni tanto anche lei si concede qualche errore, e allora rimessa laterale per l'Audace, mentre ci avviciniamo alla metà del primo tempo con la Roma avanti 2-0 grazie alla doppietta di Bertè. Praticò la chiusura di Melissa Barban e poi quella di Lucentini. Barban per Ferrari, tocco sulla destra, Zandona. Barban, Zandona, tocca male e allora recupera la Roma, che ha mandato sul rettangolo di gioco anche Masini. Sta dando spazio un po' a tutte le sue ragazze Sely Gagliardo. Turnover per recuperare energie dopo il big match perso 2-1 a Policoro al Palaercole contro la capolista. Non è bastato il gol della solita Tampa nel finale a evitare la seconda sconfitta del campionato, entrambe contro il CMB, per una Roma che però sa di essere cresciuta, perché all'andata, alla terza giornata, perse 6-4 qui contro la corazzata di neri. Al ritorno una sconfitta di misura, con la Roma uscita a testa altissima dal confronto. Adesso la chiusura di Ceccobelli, Tampa fermata da Zandona che chiede il fallo laterale, lo ottiene la numero 21 che va in avanti da Ficeto. Tocco di ritorno, Zandona, scivolata di Narcisi, rimessa dal fondo per la Roma. Possesso giallo-rosso, Tampa se ne va, Tampa in avanti per Narcisi, Narcisi incrocia, Zardini si oppone e poi pallone in fallo laterale. Masini, Tampa, scucchiaia per Narcisi, tutto bellissimo. Il tocco dolcissimo di Tampa e poi la violenza nel destro di Narcisi, leggermente impreciso. Sarebbe stato un grande gol. Roma vicina al 3-0. Farinelli con la rimessa dal fondo, tocco corto per Tampa che scucchiaia di nuovo, sempre per Narcisi che lotta, questa volta viene fermata in fallo laterale da Zandona. Conclusione di Tampa che cerca gloria personale dopo tanti assist per le compagne. Pallone fuori, rimessa dal fondo Maretti, Zandona tocca male la numero 21 che ha trovato il suo primo gol in Serie A nell'ottobre del 2023 punendo il Lamezia, un talento davvero molto puro, quello di Eleonora Zandona, rientrata da poco dopo la rottura del crociato nella Final Four di Mola di Bari. Deve ancora recuperare la migliore condizione, mentre arriva intanto il tris della Roma con la firma di Praticò. 3-0 e 10° gol in campionato per Silvia Praticò. La Roma scappa via al 12° del primo tempo.
allunga la squadra di Seli Gagliardo, che sta gestendo alla perfezione il match. Un match in cui sta emergendo tutto il divario tecnico tra le due squadre, che stanno comunque gestendo le energie, mentre Praticò prova con il destro da lontano. Zardini in fallo laterale, turnover da una parte e dall'altra per i due allenatori. Neroni, Narcisi, Neroni, Praticò. Narcisi, Praticò, Neroni, Narcisi, Praticò. In avanti a cercare l'inserimento di Masini, che ringrazia, rimessa laterale per la Roma. Neroni per Praticò, che strozza un po' questo destro, rimessa dal fondo per l'Audace, che nel prossimo turno avrà uno scontro diretto molto importante contro il Molfetta. Anche per questo Andrea Rossi sta gestendo le sue ragazze senza rischiare coloro che non sono al top della forma. Mai entrata Natascia Barban, alle prese con problemi fisici. Pochissimo minutaggio per Evelyn Tosetto in questo momento sul rettangolo di gioco, ma davvero poco spazio per lei, che non è al top dopo la super doppietta contro il Montesilvano. Adesso Neroni sulla sinistra, Narcisi, la chiusura di Ficeto in fallo laterale. Narcisi impegna Zardini, che mette in calcio d'angolo. 6 minuti 21 secondi al termine di un primo tempo di marca giallorossa, con la doppietta di Bertè e poi il tris di Praticò. Bertè adesso in mezzo per Neroni, che non colpisce in maniera perfetta, rimessa dal fondo con Zardini che chiama lo schema numero 2, pronta la 27, tocco corto per Barban, poi Tosetto recupera Lucentini che allarga per Ceccobelli in mezzo, Bertè, poi Barban in avanti nel vuoto, pallone comodo per Farinelli che con i piedi imposta. Bertè per Neroni, tocca male, si lamenta Ceccobelli, si fa sentire il capitano. Possesso Audace a 5:55 dal termine, con Rossi che mette il portiere di movimento, recupera Farinelli, poi cerca la porta, trova il soffitto del Palapertini, se la ride la numero 7, anche perché il pallone è rimasto incastrato, e allora ne serve un altro che arriva prontamente dal cronometrista. Rimessa laterale per l'Audace, che continua con il portiere di movimento. Zandonà per Zardini, power play schierato da Andrea Rossi. Vediamo come se la cavano le sue ragazze con questa soluzione tattica. Recupera Ceccobelli che calcia, poi in qualche modo Maretti in fallo laterale. Bertè, Ceccobelli cerca la porta, non la trova, rimessa dal fondo, e Ceccobelli corre verso la panchina lasciando il campo a Tampa, mentre è tornata tra i pali Zardini, che adesso con le mani va da Maretti, che si autolancia. La chiusura della Roma, che poi rischia, perde il pallone. Allora Tosetto, raddoppiata, lotta, alla fine Neroni concede il calcio d'angolo. Un po' di confusione in questa fase. A 5:04 dal termine del primo tempo
Maretti, Tosetto, Evelyn Tosetto, che gioca con il 77 in memoria di Gianluca Salvetti, tristemente scomparso in un tragico incidente con il papà in Brasile. Una bruttissima storia, il ricordo sulla schiena con questo 77 da parte di Evelyn Tosetto, mentre adesso arriva il secondo time out chiesto da Seli Gagliardo a 4:41 dall'intervallo, con la Roma avanti 3-0 contro l'Audace Verona. Terminato anche il secondo time out, dritti fino all'intervallo con la Roma che manovra da dietro. Neroni cambia lato, passaggio dosato male da parte della numero 2, non arriva Ceccobelli. Nardini con le mani per Barban nel vuoto. Ceccobelli allora, Bertè, Ceccobelli con calma la Roma che trova spazio sulla sinistra, poi Tampa centralmente, giocata a destro, Zardini devia in corner, bel riflesso della 27 e adesso è la Roma a provarci con il portiere di movimento, fuori Farinelli, dentro Praticò. Diversi esperimenti in questo match, in questa fase, da una parte e dall'altra, gestione delle energie e tante giocate provate con portiere di movimento da una parte e dall'altra. Adesso è la Roma ad agire con il power play. Bertè, Ceccobelli, meno di 4 minuti al termine. Tampa, Bertè nel cerchio di centrocampo, Ceccobelli sulla sinistra. Bertè di nuovo senza fretta la Roma, Tampa sulla destra, Bertè di nuovo, cambio di lato, si va a sinistra da Ceccobelli, si torna da Bertè e allora la 8 per Tampa, Bertè, Ceccobelli, Bertè, non fretta la giocata la Roma che non ha nessun motivo per accelerare, ci prova adesso, Zardini blocca, non sa bene a chi darla, poi Barban colpisce male, rimedia, Barban arginata da Narcisi che poi trova Tampa per Ceccobelli, super Zardini che chiude lo specchio in faccia all'avversaria. Si resta sul 3-0, insiste la Roma con il portiere di movimento, Ceccobelli forza, allora Tosetto calcia male, possesso nuovamente per la Roma. Bertè, Tampa 2:30 all'intervallo, Bertè, Ceccobelli, Bertè, Tampa. In avanti Praticò, Tampa, Bertè, Ceccobelli, Narcisi, Ceccobelli, Bertè, Tampa. Cambio di lato, non viene trovata Ceccobelli e allora fuori Praticò con Farinelli che recupera la sua posizione tra i pali.
a 123 secondi dal termine di questo primo tempo, che vede la Roma avanti di 3 gol. A terra Narcisi, Tosetto, salta Tampa, Tosetto, cambia passo, Tosetto per Barban sulla destra, tocco di nuovo per Tosetto, chiusura in calcio d'angolo. E allora portiere di Movimento Audace con Zandona al posto di Zardini, che si è distinta con alcuni interventi tutt'altro che semplici. 100 secondi intanto al termine di questa prima frazione. Audace con il power play, con Maretti, con Puthoff, il capitano per Maretti, la profondità, Farinelli blocca e sbatte per la seconda volta sul soffitto del Palapertini. Questa volta il pallone torna in campo, poi ci sarà da recuperare quello che in precedenza è rimasto incastrato sul soffitto. Controfallo e allora possesso giallo-rosso con Zardini che torna in campo a 85 secondi dall'intervallo. Bertè, Ceccobelli, Bertè, doppietta per lei di Praticò, invece il terzo gol. Tampa calcia, Zardini attenta anche questa volta, brava la numero 27 Ceccobelli. Bertè, Ceccobelli, il capitano ricomincia dalla numero 8 che va a destra da Tampa. Bertè, Ceccobelli, Narcisi, Ceccobelli, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco della prima frazione. Rischia Tampa, Bertè però con calma. Ceccobelli sulla sinistra, Bertè centralmente, Tampa sulla destra. Si fa vedere Praticò, Tampa però ricomincia da Bertè che cambia lato, Ceccobelli dà velocità, Narcisi però di nuovo all'indietro, Ceccobelli, Bertè, 30 secondi allo scadere. Tampa, attenzione al suo destro, in mezzo forte, Narcisi tocca ma non trova la deviazione verso la porta, se la cava l'Audace che va lungo con Zardini a cercare Maretti. Giocata e conclusione, gioco fermo. Il direttore di gara infatti aveva segnalato la rimessa laterale, pallone che ha oltrepassato la linea che delimita il perimetro di gioco e allora possesso giallo-rosso. Vediamo se c'è spazio per un'ultima emozione. 10 secondi. Narcisi, Ceccobelli, Narcisi, Bertè, Narcisi, Tampa, Narcisi, ma non c'è più tempo. Finisce qui la prima frazione al Palapertini. Women Roma avanti 3-0 sull'Audace Verona grazie alla doppietta di Bertè e al gol di Praticò. Restate con noi, tra qualche minuto il secondo tempo di questa sfida.
Si riparte, pallone per Cecobelli che ricomincia da Tampa, pallone in avanti, ha toccato male la 5, nessun problema per Zardini che rimette in gioco la sfera. Dall'altra parte in campo Sestari dopo un primo tempo di riposo. Eccola Sestari che va da Bertè, cambio di lato, Tampa, punta, fermata da Barban, intervento pulito sul pallone, rimessa Roma. Narcisi, Cecobelli, Tampa, Bertè sulla sinistra, Tampa vuole il destro, lo prova Zardini a dire di no. Bertè allora sul punto di battuta per questo calcio d'angolo, è salita a quota 8 la numero 8, doppietta nel primo tempo, poi è arrivato anche il 3-0 di Silvia Praticò per una Roma che sta controllando senza problemi questo match valido per la 15ª giornata della Serie A Tesis, la quarta di ritorno. Pallone in mezzo, la conclusione e la parata di Zardini che chiude su Narcisi, riparte l'audace con il destro di Melissa Barban, controlla Sestari, palla alta sopra la traversa e Roma che riparte con Tampa. Bertè, Cecobelli, Narcisi, Cecobelli sulla destra con calma il capitano. Bertè attraversa il campo, Bertè per Tampa, Tampa di nuovo a cercare la numero 8, chiude l'audace ma riparte la Roma con Sestari coinvolta nel fraseggio, tocco preciso per Bertè, di nuovo Sestari che guadagna metri. Cecobelli, Sestari, eccolo il miglior portiere del mondo, Bertè in mezzo, il tocco di Tampa, il poker della Roma, 4-0 dopo 1 minuto e 32 secondi della ripresa. C'è gloria anche per la regina Tampa. E allora aggiorniamo i numeri di questa straordinaria campionessa che sale a 15 gol in campionato, migliore marcatrice della Roma, davanti a Gabi Vanelli. La numero 12 è a quota 12, oggi si sta godendo la partita dalla panchina Vanelli. Cecobelli per Tampa che se ne va, prova, Zardini si oppone e poi spazza Maretti. È una Roma convinta che non si accontenta del 4-0. All'andata finì 7-1 per le giallorosse. Non sono queste ovviamente le partite in cui l'Audace è chiamata a fare punti. Audace che adesso prova con Barban, destro, colpisce male la 9, nessun problema per Sestari. La prossima giornata sarà molto importante per l'Audace che ospiterà il Molfetta e in quel caso sì che potrà provare a migliorare una classifica che già ha cambiato volto dopo il successo contro il Montesilvano, mentre Cecobelli spreca la palla del pokerissimo sul grande assist di Tampa che si sta divertendo e sta cercando di mandare in gol anche le compagne. Narcisi lotta, Tampa, Narcisi, sempre elettrica la numero 6 che torna da Tampa
con calma la 5, Bertè in mezzo, rischia l'autogol Zandona, calcio d'angolo Roma. 3:13 sul cronometro del secondo tempo in cui è arrivato il poker di Tampa, che adesso viene cercata da Bertè. Tampa con il destro, la incastona, una gioia per gli occhi, ma è arrivato il fischio del direttore di gara che ci nega un gol stupendo della 5. Fallo per l'Audace, punito un blocco della Roma. Si dispera Tampa, che aveva regalato un colpo da fenomeno a tutto il pubblico di Fiano Romano. Ancora Tampa che senza dubbio ci riproverà. Bertè in mezzo, arriva Cicco Belli sul secondo palo in estirada, ma non trova la porta. Una bella Roma che sta provando tante giocate, forte ovviamente del rassicurante 4-0 sul tabellone del Palapertini. Adesso la rimessa laterale per l'Audace. Melissa Barban, tocco all'indietro per Tosetto. Maretti si prende il fallo laterale e allora Zandona, Maretti, la porta, Tosetto fermata, poi Maretti lotta, Tosetto difende male la sfera, Tampa in mezzo, conclusione di Praticò che qui grazia Zardini da 2 passi poteva fare sicuramente di più la numero 10. A un passo dal 5-0, a un passo dalla doppietta personale. Adesso Barban contro Tampa, Praticò da una mano e poi riparte. Praticò fermata, Barban vince il duello con Neroni, poi un passaggio per Sestari che fa ripartire Tampa. Quinto del secondo tempo, Praticò, Tampa, Neroni, Lucentini, Tampa, Lucentini, Praticò, calcia da posizione molto defilata, Zardini in calcio d'angolo sul tentativo di Silvia Praticò che voleva cancellare immediatamente l'errore di qualche istante fa. Neroni male. Riparte allora Zandona, rimontata però da Neroni che rimedia. Praticò, frenata Neroni nel cerchio di centrocampo. Tampa sulla sinistra, attenzione perché può puntare. Calcia con il mancino, non trova la porta. Zardini, la numero 27. Va in avanti, anticipo secco di Neroni. Neroni per Tampa, Tampa in mezzo. Chiede scusa a Praticò. Se la cava l'Audace. Società che da anni lavora benissimo con il suo settore giovanile. Nella stagione 23-24 uno splendido triplete con l'Under 19, Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Sempre contro la Kickoff. Lo scorso anno invece il successo nella Supercoppa, la seconda di fila vinta contro il Bitonto. Quest'anno prenderà parte l'Audace con la sua Under 19 alla Final Four di Coppa Italia. Mentre seguiamo Praticò che cerca la magia, ancora Praticò a lottare, a terra la 10, riparte Melissa Barban, prova la 9, Barban con il destro, fuori di poco. Bella iniziativa della gemella con la maglia numero 9, nata 2 minuti dopo rispetto a Natascia, oggi in panchina.
mai entrata in campo. Natasha alle prese con problemi fisici e quindi preservata, considerando anche il match contro il Molfetta del prossimo turno di Serie A. Tosetto, anche lei non al top, pochi minuti ma un po' di spazio per l'eroina del match contro il Montesilvano. Praticò, pensa al destro, lo prova, Zardini non si fida della presa, concede il male minore, vale a dire il calcio d'angolo a una Roma che va a caccia della 13ª vittoria in campionato per riscattare immediatamente il KO con il CMB. In diretta su Sky la sfida, la seconda di fila per la Roma, che sempre davanti alle telecamere di Sky aveva vinto il derby contro la Lazio, giocato al Pala Cesaroni di Genzano, derby deciso dal gol dell'ex 1-0 firmato Gabi Vanelli. Adesso angolo per l'Audace con Tosetto, Zandonà usa il fisico, poi va da Barban, fermata da Praticò, cerca la porta, trova una deviazione, si prende il calcio d'angolo dopo 6 primi e 40 secondi di un match che vede la Roma nettamente avanti grazie alla doppietta di Bertè, al gol di Praticò e poi nella ripresa anche il sigillo di Tampa per il 4-0 con cui le giallorosse di Seli Gagliardo stanno portando a casa questa sfida. Adesso prova anche Ceccobelli, pallone sul fondo, rimessa con le mani di Zardini che trova Zandonà. Ferrari si accontenta della rimessa, la difende e poi lascia l'incarico a Zandonà. Lotta Zandonà, Neroni recupera, Neroni cerca nel traffico di destreggiarsi, viene fermata, poi Zardini per Ficeto, Ceccobelli chiude, Ceccobelli fermata anche lei. Zandonà con qualità, poi pallone a cercare uno scatto di Barban che era rimasta sul posto e allora si lamenta la 21, possesso Roma. Tampa, pallone sulla destra, poi in mezzo e arriva il gol di Ceccobelli. C'è gloria anche per il capitano che firma il 5-0 della Roma. Pokerissimo giallorosso con il 6° gol in campionato del capitano. Mentre sul campo vediamo anche la numero 44 Martina Simongini, classe 2008, esordio in Serie A per lei. C'è spazio per tutti. Ovviamente visto il punteggio Seli Gagliardo fa ruotare tutte le sue ragazze e dà gloria anche alle più giovani. Cercata adesso Bertè, pallone lungo, si scusa Tampa. Possesso Audace a 11:54 da un match ovviamente indirizzato. Recupera Bertè, poi il pallone per Simongini, esordio da sogno in Serie A per la numero 44 che festeggia così la sua prima volta tra le grandi. 6-0, giornata da incorniciare per Martina Simongini. Time out chiesto da Andrea Rossi.
Festa totale per la Roma, che si gode anche le sue ragazze. Martina Simongini, esordio in Serie A, e pochi istanti dopo il gol del 6-0 per la classe 2008. Barban, poi la chiusura di Simongini, ovviamente galvanizzata dal gol. Lancio lungo, Bertè in anticipo, Simongini, controllo e gestione con personalità della 44, che difficilmente dimenticherà questa giornata. Tampa, rimpallo, rimessa audace. Zardini, Barban, senza fretta, tocco per Ferrari. Ferrari va da Zandonà, che cerca la giocata, aiutata da Barban, che però controlla male. Allora Simongini, Masini, Tampa, Bertè. Simongini cerca di chiudere il triangolo, malinteso con Bertè, che si aspettava nuovamente il pallone sui piedi. Allora rimessa audace quando siamo vicini alla metà del secondo tempo, all'ultimo quarto di una gara che vede la Roma saldamente avanti in questa 15ª giornata. 6-0 il punteggio, con ben 5 marcatrici diverse. L'unica ad aver segnato 2 gol è Bertè. Adesso Tampa, Masini, Tampa, Bertè, doppietta. I primi 2 gol di questo match per la numero 8, salita a 8 gol in campionato. Simongini ha segnato all'esordio in Serie A, Tampa ha segnato anche lei. Si diverte la Roma con Simongini che cerca ma non trova Tampa. Rimessa dal fondo a 10:03 dal termine del match. Zardini lungo, Ficetto controlla, spara alla porta, trova il tocco di Tampa, si prende il fallo laterale quando siamo entrati nell'ultimo quarto di questa gara, con Ferrari che va sulla destra. Zandonà non controlla, possesso Roma. Tampa, Masini, Simongini vuole puntare, esagera in questo caso, e allora Ferrari può battere questa rimessa, ricominciando da Zardini, oggi in campo al posto di Verdù. Barban, buon pallone per Zandonà, giocata tunnel, poi il pallone che si spegne sul fondo. Tampa, Masini sulla destra, torna da Tampa, Bertè, Tampa recupera l'audace, Barban chiedeva la rimessa laterale, Tampa. Sarà rossonero invece il possesso, con il pallone che viene fatto girare sulla destra. Poi Zandonà centralmente, prova ad andare via la numero 21. Zandonà perde il pallone, un brutto pallone. Ripartenza Roma, 2 contro 1, palla sul secondo palo e arriva un altro gol. Esulta Tampa, 7 bello Roma a 8:45 dal termine del match. Le cambia tutte Sely Gaiardo, a eccezione di Ana Sestari. Stravolto il quartetto di movimento della Roma,
che sta volando in questa domenica pomeriggio e sembra non volersi fermare la squadra di Seli, con Praticò chiusa all'ultimo da Barban. Narcisi, scucchiaia, Praticò, mette giù, calcia con il destro, Zardini in angolo. Narcisi in mezzo, Neroni, poi Ficeto non sa cosa fare, trova un buon rimpallo con Praticò che vale il fallo laterale. Manca ancora tanto, 8:17 al termine. La Roma ancora affamata. Neroni, Lucentini, Narcisi sulla sinistra. Narcisi torna da Lucentini, in avanti Praticò, tocco di ritorno, chiusura dell'Audace, poi recupera Narcisi, Lucentini di prima, Barban chiude, Barban prova a puntare Praticò, buon lavoro della numero 9. Adesso Maretti, Zandonà di prima per Ficeto, fermata da Praticò. Neroni, Narcisi, Neroni, Praticò sulla destra. Lucentini con calma la Roma, Narcisi, vediamo se cambia passo lei, ci prova ma Barban capisce e concede solamente il fallo laterale alla numero 6 di Seli Gagliardo, che adesso batte servendo Lucentini. Lucentini si avventura sulla destra, fermata, nuova rimessa laterale per la Women Roma, che con questa vittoria salirà a 39 punti in classifica. Pallone in mezzo, forte da parte di Narcisi, nessuna deviazione, rimessa laterale per l'Audace Verona. Maretti in avanti, ha toccato Lucentini e allora rimessa laterale per le ragazze di Andrea Rossi. Barban, Zandonà, Maretti, Zandonà sulla sinistra contro due, fermata da Narcisi e allora ripartenza Roma. Narcisi, Zardini a dire di no con il piede, calcio d'angolo. Narcisi, scucchiaia, Praticò prepara il destro, riparte però Maretti, Maretti in mezzo per Ficeto, il pallone passa e allora rimessa Roma. Ha provato a pungere in contropiede la squadra ospite a caccia del gol della bandiera, si resta però sul 7-0 con la Roma che riparte. Narcisi, Neroni, Narcisi, cambio di fascia, Praticò sulla sinistra, va a destra da Narcisi, di nuovo Praticò, batte le mani, Gagliardo vuole più velocità in questo fraseggio, pallone però recuperato dall'Audace. Narcisi mette il corpo, poi Barban tocca la sfera, protesta Praticò che aveva ragione, diciamo non è così grave sbagliare un fallo laterale in questo momento del match con questo punteggio, ma qui si vede anche la determinazione, la grinta, la cattiveria agonistica di Silvia Praticò, che voleva questo fallo laterale, battuto invece dall'Audace. Arriva Neroni che poi con la suola va da Lucentini, Praticò, un po' di confusione,
alla fine calcio d'angolo per l'Audace con Maretti che raccoglie il pallone, lo lascia a Zandonà, sarà la 21 a battere, all'indietro Barban strozza il destro, nessun problema per Sestari. In panchina per tutto il primo tempo c'è stato spazio per Farinelli, poi nella ripresa la numero 1 si è ripresa il suo posto. Ceccobelli, scusate, si trattava di Lucentini che riceve ancora, va da Praticò, adesso Narcisi, la vuole Neroni, accontentata sulla sinistra la numero 2 che ritorna da Narcisi, che va a destra da Praticò, ancora la 10, Narcisi poi, Sestari gioca con i piedi, la numero 1 che guadagna metri, avanza Sestari, la porta, Narcisi, aggredita, raddoppiata, se la cava egregiamente trovando Lucentini. Allora Lucentini con qualità, Lucentini per Neroni, Lucentini diventa un assist per Pratico che fa doppietta, 8-0 Roma. Un pallone colpito male si è trasformato in un assist perfetto per Praticò che ha finalizzato una bella azione della Roma adesso sull'8-0 quando mancano poco meno di 5 minuti al termine di questo match. Prova Maretti, scivolata di Simongini, rimessa laterale, 4:33 al termine. Maretti per Zandonà che sbatte sul muro giallorosso, Barban per Zardini. Avanza la 27, profondità, pallone regalato a Tampa che prova a punirla ma colpisce male. Anche questa è una notizia, ha avuto la palla del 9-0 Tampa che ha graziato Zardini. Adesso il lancio di Zardini, Ficeto, ottima gestione, ottimo controllo anche di Barban che poi allarga sulla destra, Zandonà, profondità, Tampa capisce, Tampa si prende il fallo laterale. Ceccobelli, avanza il capitano, Tampa, Ceccobelli, Tampa controlla male, campo finito, rimessa Audace, scuote la testa la campionessa verde oro che si lamenta con il direttore di gara. Tant'è, rimessa battuta dall'Audace, Ficeto aggredita, alla fine tocca per ultima e allora efficace la pressione di Masini che conquista il fallo laterale a 220 secondi dal termine della contesa. Ceccobelli con il destro, pallone allontanato, Barban sfida Tampa, Barban trova il calcio d'angolo, Sestari ringrazia Tampa. Zandonà in mezzo, Tampa recupera, Tampa riparte, va da sola, Tampa sfida Barban che mette il piede e concede solamente il corner. Aveva provato il coast to coast Tampa, che con le sue qualità ovviamente può fare tutto. Tampa scucchiaia, Zandonà sul soffitto del Palapertini, rimessa Roma a 200 secondi dal termine di questo match che ha detto praticamente tutto. 8-0 per la Roma.
Tampa, Masini, Simongini, Masini, Zardini respinge il pallone che termina in calcio d'angolo. Tampa, attenzione perché prepara il destro. Tampa, Maretti salva e poi si prende il fallo laterale. 2:54 al termine del match. Zardini la chiama, riceve la 27 che guadagna qualche metro, poi cerca Ficeto, fermata da Ceccobelli. Tampa con la punta, vicina al 9-0 la Women Roma. Zardini, Barban, pallone a cercare Zandonà che ringrazia perché era una buona idea, non ci ha creduto la 21 e allora rimessa giallorossa. Ceccobelli, Masini, Tampa che non trova Simongini. Profondità, un passaggio per Sestari che va immediatamente da Ceccobelli. Simongini in avanti a cercare Tampa che si accontenta del calcio d'angolo. Battuto, Zardini allontana, Ceccobelli per la Roma ad alimentare l'azione. Il capitano, finte, destro, ripartenza audace con Zandonà sulla sinistra. Pallone in avanti per Maretti, Maretti cerca la giocata, Maretti sempre la numero 11, mette in mezzo, Ceccobelli recupera e riparte, Ceccobelli per Simongini, si chiude il triangolo, Ceccobelli davanti a Zardini, Ceccobelli frenata, poi arriva sempre lei, Tampa, 9-0 della Roma. Non si accontenta mai Tampa, che adesso si prende i complimenti della panchina, si va a riposare un po'. Che giocatrice Tampa, anche oggi illuminante in mezzo al campo qui a Fiano Romano in questo netto 9-0 della Roma. Roma che insiste a caccia della doppia cifra. Praticò, Neroni con calma, Lucentini, Narcisi e allora Praticò. Narcisi prepara il destro, lo prova Zardini a dire di no. 62 secondi allo scadere. Narcisi per questo corner. Praticò riceve, Praticò suola, Neroni, Narcisi in mezzo, altro calcio d'angolo sulla chiusura di Barban. 54 secondi, ancora a dare indicazioni Seli Gaiardo. Narcisi, Neroni, Narcisi sbatte su Ficeto e allora rimessa laterale a 51 secondi dal termine del match. Narcisi, Neroni, Narcisi, ancora la chiusura dell'Audace con la Roma che però resta in avanti. Narcisi per Praticò che controlla, salta Barban, Praticò alto di poco sopra la traversa, c'è stata una deviazione, allora calcio d'angolo per la Roma. 41 secondi allo scadere, vuole il 10° gol la formazione di casa. Narcisi, controllo di Lucentini che sbatte
su Maretti, sull'altro numero 11, ancora Roma, 30 secondi alla fine, Neroni praticò giocata, fallo di Barban, il secondo di tutto il secondo tempo, 1 a testa. Ovviamente i falli non saranno un fattore in questa partita, mancano appena 27 secondi. Calcio di punizione per la Roma con Narcisi che riceve indicazioni da Seli Gagliardo, fischia il direttore di gara. Narcisi, malinteso tra Lucentini e Praticò, pallone regalato all'Audace. Zandonà, lancio, petto di Narcisi, Narcisi per Neroni, Neroni in mezzo, chiude Maretti, pallone buono per Barban che ha un'autostrada davanti a sé e non la spreca, trovando il gol della bandiera. Trafitta Sestari che non la prende benissimo e allora arriva il gol dell'1-9 firmato da Melissa Barban a 12 secondi dalla sirena. È arrivato il gol della bandiera dunque per l'Audace Verona, adesso si attende solamente la sirena. Praticò, prova un ultimo spunto, conclusione respinta da Zardini sulla sirena. Finisce qui a Fiano Romano con la Roma che travolge per 9-1 l'Audace Verona. 13ª vittoria in campionato per le giallorosse che salgono a quota 39 punti in classifica e riscattano il KO della settimana precedente contro il CMB.